Il Teatro Stabile del Veneto, voluto nella lontana estate del 1992 da Regione Veneto, Comuni di Padova e Venezia, compie 20 anni. Ventennale che intende celebrare con una ricca stagione di prosa, presentata anche quest'anno con il pubblico in sala, e più che mai si è guardato proprio al gusto del pubblico. Credo che sia una stagione altrettanto importante dal punto di vista qualitativo, ma più mirata ai pubblici che verranno a vedere i nostri spettacoli. Mi sembra di poter dire che il pubblico padovano e il pubblico veneziano sono molto diversi tra di loro e quindi abbiamo preso molto in considerazione. E a Padova, rispondendo proprio alle richieste del pubblico, andranno in scena anche spettacoli brillanti e comici. Al Goldoni di Venezia si aprirà con Oscura immensità dello scrittore Massimo Carlotto. Un bel testo, secondo me, che ha incontrato subito il favore di Alessandro Gasma, ci saranno 2 attori straordinari e credo che sia una buona occasione anche per riportare una serie di autori veneti in questo tipo di stagione. A Padova invece il classico Riccardo III, ma rivisitato da Vitaliano Trevisano, opera in cui lo stesso Gasman si cimenta per la prima volta come regista interprete, teatro che sembra aver riconquistato il pubblico. Mi sembra comunque che il teatro funzioni, insomma, guadagna spettatori anche rispetto al cinema, per cui forse c'è, insomma. Quindi forse c'è la richiesta, c'è bisogno? Assolutamente sì. Una stagione che offre ampia scelta, 5 gli spettacoli in più rispetto alla stagione scorsa, teatro che spazia tra il classico e il contemporaneo, cultura che però necessiterebbe di più attenzione da parte del governo. Ci vorrebbe quello che non c'è in Italia, cioè una rete più ampia di realtà imprenditoriali, imprese, economica. Credo che anche il governo debba continuare, perché tutto quello che spende, quel poco che spende per la cultura, se lo paragoniamo agli altri paesi, non correggerebbe minimamente la situazione.